Osama Mrush, sono uno studente del secondo anno di corso ITS Meccatronico. Ho scelto questo percorso formativo perché fin dall'inizio, la prima volta che l'ho scoperto, cioè tramite il web, mi è piaciuto molto il fatto che ci fosse comunque la possibilità di vivere un'esperienza di stage durante i 2 anni del corso. E un altro importante fattore che mi è piaciuto è stata la possibilità di fare team working, cioè la possibilità di poter lavorare in gruppo e creare un qualsiasi prototipo avendo un budget economico sostanziale. Per quanto riguarda lo stage in ditta, l'ITS ti dà la possibilità di poter scegliere tra molte ditte che si trovano in tutta la zona di Vicenza, che è una zona piena di ditte del settore meccatronico, meccanico elettronico, e la ditta, presentando il proprio progetto formativo, dà la possibilità allo studente di capire o meno se è la ditta che fa per lui o meno. Io ho scelto come ditta dove fare stage la Pietro Ferentini e fino ad oggi mi sto trovando molto bene, anche perché grazie a questi progetti formativi si può avere molto chiaro che cosa si andrà a fare in questi 2 anni e che cosa si potrà andare a fare una volta finiti i 2 anni se si viene assunti dalla ditta. È un corso che consiglierei a tutti quei giovani che amano il mondo tecnologico, che va sia dalla meccanica ad arrivare anche alla programmazione passando per l'elettronica, e inoltre consiglio questo corso non a tutti gli studenti ovviamente, ma a quegli studenti che sono interessati di applicare quello che in poche parole studiano durante le lezioni istantaneamente in ditta o durante il team working.